Cassano, il sinistro, gol! Al 20°! La Germania si arrende all'Italia su tutti i fronti. La maratona notturna e il pressing italiano e spagnolo, guarda caso domenica la finale degli europei sarà tra questi due paesi, portano i loro frutti. Accordo operativo dal 9 luglio sullo scudo anti-spread che dovrebbe stabilizzare i mercati. La Germania e il suo cancelliere Angela Merkel si arrendono al tricolore. Monti e Balotelli una sorta di incubi per i tedeschi. Ieri sera l'ennesima vittoria azzurra sul campo contro i bianchi di Love. È stata festeggiata anche da Agrigento questa splendida vittoria. Subito dopo il fischio finale, caroselli di auto si sono registrati un po' ovunque. Una gran bella soddisfazione per i tanti emigrati italiani, agrigentini in particolare, che vivono in Germania. In particolare Giorgio Infantino di Casteltermini, titolare di una gelateria nei pressi di Kassel, ha seguito all'interno del suo locale la semifinale con 150 tedeschi e appena 50 italiani. Vediamo com'è andata la sua serata. E qua sono emozioni che potete provare solo se vi trovate qua. C'è un'atmosfera proprio di guerra sportiva. Non so come spiegarlo, è una cosa bellissima, un'emozione straordinaria. Non ci sono parole. C'è un po' di invidia da parte dei tedeschi? Un po', tanta. Perché sono 40 anni, non so quanti anni sono che non vincono, no? E quindi già questi 3-4 giorni prima della partita già si parlava per questa volta andate a casa e mo' è finita, non è possibile che vincete sempre voi, andate a casa, chi portava i fazzolettini per questa sera, se piangete, non vi preoccupate, sempre va a finire così che l'Italia va avanti. Diciamo che in questo momento a livello economico la Germania è più forte dell'Italia. Per voi italiani che lavorate in terra tedesca si è trattata anche di una sorta di piccola vendetta, ecco. Fuori dall'euro, come si dice. Certo, per la piccola vendetta. Nel suo locale ieri sera c'erano parecchi tifosi tedeschi. E in gelateria avevo circa 200 persone, erano 150 tedeschi e una cinquantina di italiani. Però al gol di Balotelli, soprattutto quello del 2-0, cosa è successo? Anche sul primo, un casino. Loro sul secondo gol si sono demoralizzati al massimo. Ho bevuto un altro paio di birre e poi sono andati a casa. Per concludere, vuole mandare un saluto al suo paese? Io so che lei è di Casteltermini originario. Sì, di vero cuore. Un saluto a tutti i caselterminesi, tutti quelli che mi conoscono, in particolare i miei genitori, mia sorella, i miei nipoti, a tutti. Un abbraccio, vi penso sempre e sempre Forza Italia. E per domenica sera nel suo locale ci sarà il gelato con fragola, limone e pistacchio? Per la finale, come abbiamo fatto per la semifinale, facciamo una grigliata, sì, con birra alla spina, grande festa. Verranno pure i tedeschi, vogliono vedere perdere l'Italia, già si sa.